Benvenuti a questo primo appuntamento con la nuova rassegna del Cineclub Arsenale, I film della vita. È una rassegna che abbiamo voluto offrire ai nostri spettatori per questo nuovo 2016, che ospiterà una serie di personaggi della cultura italiana, dell'arte, della comunicazione e stasera è per noi un onore vero poter inaugurarla con il professor Remo Bodei, già docente di storia della filosofia ed estetica presso la Scuola Normale Superiore e l'Università di Pisa, docente presso la UCLA di Los Angeles, e che stasera ha scelto come film della vita, e ci racconterà anche il perché, un capolavoro vero della storia del cinema, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, vincitore di 4 premi Oscar, e tra cui quello ai costumi per la torinese Milena Canonero. Io non vi trattengo troppo, passo subito la parola al professore e vi auguro poi una buona visione. Buonasera, ringrazio l'Arsenale per questo invito e voi che siete qua, che probabilmente avreste avuto qualcosa di meglio da fare, ma insomma l'attrazione è il film. Dunque, per evitare l'effetto di Fantozzi al Cineclub, partirò da notizie fondamentali e poi con sobrietà cercherò di darvi alcune informazioni che servono a meglio inquadrare il film. Partendo dai dati elementari, Barry Lyndon è del 1975, è il primo film di Kubrick che guarda al passato dopo una sequenza di 3 che guardavano al futuro, cioè il Dottor Stranamore del 1963, 2001 Odissea nello spazio del 68 e Arancia Meccanica del 1971. Non tengo conto di un film Spartacus, cosiddetti film dei Pepli, che è degli anni 50. Sua è la regia e la sceneggiatura e il film ha avuto una preparazione di circa un anno e una stesura della sceneggiatura di oltre 4 mesi. Voi sapete che Kubrick era molto minuzioso, voleva essere filologico nelle sue ricerche, per cui i costumi, i mobili, tutto ciò che c'è attorno, le case, i castelli, derivano o dalla realtà o da stampe e quadri del tempo. I quadri sono quelli del Settecento in cui si svolge la vicenda, soprattutto Hogarth e Reinhold. È caratterizzato questo film da innovazioni tecniche di grande rilevanza. In primo luogo l'uso di un obiettivo Zeiss planar che era stato fatto appositamente per la NASA per le fotografie satellitari, che permette di avere sempre o quasi sempre una luce naturale e di prendere delle riprese dove la fonte luminosa è rappresentata ad esempio dalle candele oppure dalle finestre in cui la lente esterna con una carta da ricalco, una carta per lucidi sovrapposta produce l'effetto della luce del giorno. Ma l'altra innovazione tecnica sono dei teleobiettivi potenti e dei diaframmi molto aperti che permettono quelle inquadrature limpide e dettagliate che rendono efficacemente i paesaggi, sia quelli naturali caratterizzati da prati, da foreste, da laghi, sia quelli urbani, per esempio Berlino ricostruito non al computer perché non si poteva fare, ma attraverso sfondi ricavati da vecchie stampe, oppure tutte le varie zone delle corti d'Europa. Quelle che si chiamano volgarmente le location sono quelle
che nel romanzo di Thackeray, di cui parlerò subito, sono quelle indicate, cioè il film è stato girato in Irlanda, in Inghilterra e in Germania. E quindi il punto che voglio mettere in evidenza è che io avevo pensato, il signor Gabrielli qua dell'Arsenale, di avere la versione che è stata restaurata dalla Cineteca di Bologna, però per qualche strano motivo loro non ce l'hanno più, il che però non significa che perdiate moltissimo, perché ancora le scene, le fotografie sono sempre bellissime. Fotografie tra l'altro fatte da un maestro che si chiamava John Alcott. Dunque non sto a farvi né la filmografia né la discendenza dell'arte di Kubrick dai maestri del cinema, però nel 63 lui ha indicato i suoi 10 film preferiti. 2 sono italiani, I Vitelloni di Fellini e La notte di Antonioni. Poi c'è Il posto delle fragole di Bergman, Il quarto potere di Wells, Luci della città di Chaplin, Il tesoro della sedra madre di Houston, eccetera. Quindi c'ha una discendenza in cui si riconosce, però la maggior parte dei suoi film, che sono 13 lungometraggi, ha un'impronta direttamente letteraria, per cui ad esempio Lolita da Nabokov, L'arancia meccanica da Burgess e l'ultimo film Eyes Wide Shut da Arthur Schnitzler. Quindi è una sua passione quella per i testi letterari. Lui è una persona molto colta, nato a Manhattan da una famiglia ebrea del ceto medio, aveva a disposizione una nutrita biblioteca, e per cui nel caso di Barry Lyndon lui si era appassionato fin da ragazzo dei lavori, delle novelle, dei racconti di Thackeray, e aveva appunto recuperato questo romanzo, Le memorie di Barry Lyndon, che è apparso a puntate in una rivista nel 1844 e poi ripubblicato come volume nel 1956, il suo autore riteneva poco importante. Mentre c'è stato proprio Kubrick a riscoprirlo, e con lui dopo tutta la critica, tra cui la figlia stessa, che è stata recuperata da testimonianze dell'Ottocento, che sosteneva che in realtà più che la fiera delle vanità era importante questo Barry Lyndon. Ma queste memorie di Barry Lyndon sono la storia come fonte di un avventuriero realmente esistito del Settecento, ma più che altro riproducono largamente, molte volte con delle criptocitazioni, le memorie della mia vita di Casanova. Quindi è un mondo, quello che Kubrick ha voluto rappresentare, che è un mondo sempre in fermento, fatto di guerre. Sullo sfondo ci sono 2 grandi conflitti del Settecento in cui il protagonista Redmond Barry si muove. C'è la guerra dei 7 anni, 1756-1763, che vede l'Inghilterra contrapposta alla Prussia di Federico II, alla Francia, alla Svezia e altre piccole potenze. E poi la seconda guerra, che sostanzialmente allusa ma ha implicazioni nel romanzo, è quella dell'indipendenza americana dal 1776 al 1783. Ora, i temi della guerra sono frequenti in Kubrick, da Orizzonti di gloria, come ricordate, con Kirk Douglas,
poi al Dottor Stranamore e ad altri minori. Io avevo pensato anche di scrivere proprio come sceneggiatore, come produttore, poi e come regista, un film su Napoleone che non ha mai fatto. Il protagonista non è un eroe, come dice Thackeray, è un individuo della gentry, la piccolissima nobiltà irlandese, che nella sua giovinezza è innocente, è innamorato della cugina, non vi sto a raccontare tutto, ma poi le disavventure nel mondo, i truffatori che incontra, un po' come Pinocchio col gatto e la volpe, e poi tutte le vicende che lo vedono protagonista come disertore, spendaccione, giocatore di carte, poi individuo solitario che dopo aver raggiunto il culmine precipita. Ecco, perché mi piace questo film? Non è che ci sono ragioni specifiche quando si tratta di capolavori, però è quello del rovescio di fortuna che è stato messo in evidenza da Kubrick e che invece in Thackeray c'è, ma non è così importante. Un individuo mediocre, egoista, come lo sono per Kubrick e tutti gli uomini, che siamo degli ignobili selvaggi che per il proprio interesse farebbero di tutto, uccidere, imbrogliare. E quindi c'è in Kubrick questa visione tragica. Del resto questo rovesciamento della fortuna è nella tradizione, per esempio nella poetica di Aristotele, uno dei tre elementi caratteristici della tragedia. Si sale in alto e poi si precipita. E il protagonista, dopo aver avuto questa giovinezza innocente, generosa, viene colpito dalla malvagità degli uomini e si adegua, diventa 2 volte disertore e scopre che la gloria, pensate appunto a Orizzonti di Gloria, non è qualcosa di così appetibile, di così nobile. In realtà la guerra, come sarà nella Certosa di Parma, di Stendhal per esempio, con Fabrizio del Dongo, che scoprirà che i gloriosi eserciti di Napoleone sono fatti sostanzialmente da persone ignobili. Quindi questa parabola dell'esistenza di Redmond Barry si sviluppa finché trova un suo zio, si scopre a posteriori, Chevalier de Baribari, che è un tipico avventuriero del Settecento, un giocatore di carte, un baro che vive appunto come faceva Casanova per un certo periodo per mestiere di questi proventi dal gioco. È un intreccio rapidissimo di eventi, duelli, fughe, e vedrete che c'è un contrasto tra questa serenità dei paesaggi e l'incalzare delle vicende umane in cui si intrecciano i destini del singolo con quelli della collettività. Quindi è un'atmosfera, come ha detto in un'intervista a Kubrick, di impending disaster, di un disastro sovrastante. Mi dice Kubrick, io mostro degli elementi apparentemente banali come quando si mostra prima dell'affondamento del Titanic la vita frivola che si svolge nelle sale da ballo. Quindi c'è una voce narrante che è quella di Romolo Valli, l'edizione italiana, che diversamente dal romanzo in cui Redmond Barry stesso, che racconta la sua vita con esagerazioni, dice l'inglese Thackeray, da irlandese, spaccone, che si vanta di tante cose, racconta una montagna di bugie. E quindi in questa versione cinematografica noi abbiamo l'accentuazione di questo modo di autodistruggersi,
dell'acquistare tutto, a quello a cui aspirava Raymond Barry con la sua ambizione, cioè il denaro, il riconoscimento della nobiltà, quando sposa appunto questa bellissima donna che impersonata o che è salita dalla Marisa Benson, e quando poi si ha invece, una volta raggiunto tutto, la mano del destino, che non vi racconto nulla che non sappiate, spero, con la morte del figlio naturale e la ribellione sia di questo figliastro che lo odia, e quindi da questo punto di vista, una volta raggiunto il culmine, lui si autodistrugge attraverso delle spese folli, di cattivo gusto peraltro, la dissipazione, l'ubriachezza, eccetera, finché tocca il fondo. E qua c'è un colpo di genio di Kubrick. Il romanzo di Thackeray finisce certamente con una disfatta di Barry, ma il fatto è che è una disfatta più ignobile, cioè lui sta in galera per 13 anni, alcolizzato, aiutato da questa madre che l'aveva sempre spinto all'ambizione, vecchissima, che lo contiene. Quindi è una fine in cui lui praticamente è come se ritornasse bambino. Il colpo di genio di Kubrick è quello di introdurre un duello che non c'è mai stato nel romanzo, cioè quello tra il figliastro che lo sfida perché gli sta rovinando le sostanze, una specie di Telemaco vendicativo, e in questo duello, non vi racconto tutto, lui dopo un atto generoso perde, gli tagliano la gamba e gli viene concessa graziosamente una pensione modesta di 500 scudi del tempo, e finisce nell'ignoto, perché noi non sappiamo dove è andato, e quindi c'è una dissolvenza, diciamo, scompare dalla nostra vita. Per non togliervi tempo, vi dico in sostanza qual è la bellezza, oltre che estetica, di questo film, la bellezza diciamo anche tragica e morale. È un'allegoria della vita umana, cioè del fatto che disgrazie, onori, gioia, sofferenza, e questa era la convinzione profonda tratta dalla tragedia greca, peraltro, di Kubrick, che queste cose sono legate l'una con l'altra, che noi non possiamo separare il dolore dalla gioia, l'ascesa dalla caduta e la fortuna dalla sfortuna, perché siamo mossi da forze che non siamo in grado di dominare. E Raymond Barry è una grande immagine di questo carattere umano, non eroe, non cattivo, perché uno buono ama il figlio su cui è investito come la mamma di Barry ama lui, e quindi c'è questa sorta di impossibilità di uscire da questo circolo. Tolstoi, che sicuramente aveva letto in parte almeno l'opera di Thackeray, aveva fatto un ragionamento analogo, e cioè che è sbagliato dire che gli uomini sono cattivi o sono buoni, o tutto cattivo e tutto buoni, perché tutti siamo come l'acqua di un fiume, che è la stessa in tutti, soltanto che se il fiume scorre in pianura con agio, l'acqua che si muove è tranquilla. Se invece trova delle caterate o delle gole, delle strettoie, l'acqua si intorbida e diventa
scrosciante con il movimento. Per questo in Resurrezione, da cui questa immagine deriva, c'è la convinzione che se non consideriamo queste tappe che inevitabilmente ciascuno dovrà percorrere nella vita, senza vie tracciate in precedenza, saremo dei moralisti nel giudicare una persona o tutta buona o tutta cattiva, o un eroe. Eroi non ce ne sono, perché appunto avete sentito, se riguardate il Dottor Stranamore oppure Orizzonti di Gloria capirete perché, oppure il film Full Metal Jacket, in cui un soldato diventa un assassino. Non c'è nel mondo niente di puro, ma c'è il conflitto, e questo conflitto è insanabile e ciascuno di noi si trova preso in questa specie di torrente torbido che impedisce di distinguere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Godetevi il film.